Zaia, se arriva il via libera anche per AstraZeneca, pronti a immunizzare senza sosta e chiudere il piano entro l'estate. 139 decessi nelle ultime 24 ore in Veneto, il caso di una famiglia distrutta dal Covid, muore quarantenne, 2 cinquantenni in terapia intensiva, lo racconta Zaia che spiega: troppo giovane, ho chiesto subito di sequenziare il virus. Tamponi in farmacia, i primi dati regionali, oltre il 6% delle persone risultate positive, tutte asintomatiche, 171.000 test realizzati invece dai medici di base finora. Una start-up legata all'Università di Verona mette a punto il primo test genetico in grado di rilevare la presenza di varianti associate alla forma grave di Covid-19. Giovedì e venerdì manifestazione di bar e ristoranti organizzata dall'Associazione Veneto Imprese Unite, prima un presidio davanti alla prefettura, poi un flash mob nei locali. Hanno sfidato le limitazioni anti-Covid sedendosi fianco a fianco ai tavoli verdi per giocare a poker, blitz della polizia in un club di 2 Carrare. Parte la campagna dell'ULSS 4 per lanciare il messaggio di non abbassare la guardia sul virus e tenere la mascherina. Tra i testimonial Miss Italia Veneto. Un grave lutto ha colpito Media Nord-Est, se n'è andato questa mattina uno storico tecnico e operatore di Rete Veneta, Fabrizio Mingotto, ci ha lasciato a soli 53 anni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Naturalmente lo avete sentito anche dai titoli in primo piano, l'emergenza coronavirus, ma quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro del governo. Questa sera infatti Consiglio dei Ministri che potrebbe essere lo scenario per la resa dei conti all'interno dell'esecutivo. E allora proprio su questo verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Crisi di governo, meglio le elezioni? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero da comporre è quello nella fascia rossa 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga automaticamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta su Antena 3 a partire dalle 21:15. Adesso apriamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus partendo dai dati sulle nuove positività nella nostra regione con il bollettino di Azienda Zero che parla di 701 nuovi positivi rispetto al report della mattinata, numero che sale a 1838 nuove positività nel conteggio delle 24 ore. Si registra poi purtroppo un numero elevato di decessi, ben 139 in Veneto nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedali sono 3.029 le persone ricoverate in area non critica, 367 in terapia intensiva. Intanto il vaccino Moderna è in arrivo in Veneto. Se arriva il via libera anche per quello di AstraZeneca, assicura Zaia, siamo pronti ad immunizzare senza sosta e a chiudere il piano entro l'estate. Sono arrivate questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità a Roma le 47.000 dosi di vaccini Moderna che verranno distribuite alle regioni nelle prossime ore con i mezzi messi a disposizione da Poste Italiane. Sarà data priorità ai territori con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Ora si attende il via libera di EMA anche per AstraZeneca, un via libero che dovrebbe permetterci, spiega Zaia, di fare più vaccinazioni di massa. In 4 mesi dovremmo comunque riuscire a farlo, se ne facciamo un paio di milioni ogni 2 mesi, 4 milioni in 4 mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio estate, si sia fatto sostanzialmente il giro di boa. Vaccinazioni in Veneto arrivato al 96%, gli over 70 nel frattempo saranno immunizzati entro aprile. Secondo Zaia, sentiti il ministro Speranza e il commissario Arcuri, non ci sarebbero problemi per la fornitura. Il tema di un virus mutato è una realtà e la preoccupazione è reale. In Veneto un caso da studiare, quello di una famiglia di 3 persone distrutta dal virus. Noi abbiamo avuto una segnalazione di 3 familiari, 52 anni terapia intensiva, una quarantina d'anni un decesso e il terzo familiare terapia intensiva.
Sono delle cose inspiegabili e ho chiesto subito che si vadano a recuperare i tamponi di questi 3 cittadini per provare a sequenziare e capire se c'è qualcosa di diverso. Nel frattempo in Veneto la curva dei contagi ha registrato una lieve flessione. Se andiamo con questo dato sicuramente siamo i più alti d'Italia, ma la nostra incidenza è del 4%, la media nazionale sarà del 14%. E ci sono un sacco di regioni che sicuramente hanno incidenza più alta. Il cambio di rotta però può essere repentino, non è terrorismo, tuona Zaia. Se scegliessimo un libera tutti la conseguenza sarebbe drammatica. Non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Restano sull'altro fronte le difficoltà delle imprese, chiuse da mesi, ribadita al governo la richiesta di provvedere ai ristori in contemporanea al nuovo DPCM. Di certo anche il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca. Un DPCM che, stando alle ultime riunioni, dovrebbe contenere una nuova indicazione sulle fasce, quella delle regioni ad alto rischio. Anche di questo si parlerà nel nuovo vertice governo-regioni previsto giovedì mattina alla vigilia del documento finale. E sarà stipulato un accordo con i medici di base per effettuare i vaccini anti-Covid, lo ha annunciato l'assessore Lanzarin insieme ai numeri dei tamponi effettuati dai medici di base e nelle farmacie. Positivo l'incontro tra l'assessore Lanzarin e i medici di base per esaminare i dati dei tamponi effettuati, ma è stata anche l'occasione per affrontare la questione dei vaccini. È chiaro che i medici di medicina generale, i medici di famiglia saranno coinvolti nella vaccinazione, ci sarà quindi un accordo specifico su questo, non sappiamo se ci sarà un accordo nazionale. Però in qualsiasi caso noi faremo un accordo regionale in cui appunto definiremo modalità. Serve però un vaccino che non abbia bisogno della catena del freddo come AstraZeneca e che possa essere somministrato dai medici stessi, ma anche nelle farmacie, da specializzandi e da medici in pensione e il contingente che dovrebbe arrivare dal bando nazionale di Arcuri. Lanzarin ha poi reso noti i numeri dei tamponi effettuati dai medici di base. E sono stati effettuati al 31/12 171.000 tamponi, quindi il 66% rispetto oggi al consegnato. Di questi 171.000, il 14% ha dato esito positivo e l'85-55 esito negativo. E sono state quindi emesse circa 122.000 provvedimenti contumaciali, ossia il provvedimento di quarantena o il provvedimento di isolamento. Poi ci sono i tamponi effettuati nelle farmacie. Al momento hanno aderito 200 su 1440. La differenza è che mentre dai medici di base si reca chi ha sintomi o ha avuto contatti stretti, in farmacia può andare chiunque, senza ricetta e al costo di 26 euro. Il dato all'11, quindi a ieri, sì, oggi siamo il 12, sono di 4.023 tamponi effettuati. Di questi 4.023 tamponi effettuati, 268 sono positivi e 3.751 sono negativi. La farmacia deve comunque registrare nel nostro portale l'esito e il caso positivo deve comunque dare raccomandazione di contattare il proprio medico di famiglia, ma parte in contemporanea anche la segnalazione al SISP. E seconda giornata di vaccinazioni per gli anziani pazienti della medicina di gruppo del quartiere di Cavarzano a Belluno, un appuntamento molto atteso dagli ultra ottantenni che pazientemente si sono messi in fila per l'inoculazione del vaccino della speranza. Signor Lucio, lei è arrivato qui alla sala parrocchiale di Cavarzano per sottoporsi al vaccino. Sì. Senta, è emozionato? Sì, un po', logico, è una cosa umana, essere mai un po' emozionati. Lei quanti anni ha? Sono 82. Il suo parere sull'importanza del vaccino? Io sono favorevole. Sono favorevole perché è giusto farlo, no? Sono tanti medici che si rifiutano addirittura, no? Invece sono favorevole. Questa pandemia come le ha cambiato la vita? Gliel'ha rivoluzionata? Abbastanza, nel senso che resta nel sottofondo la cosa, però dopo insomma
Io non vedo l'ora di farlo. Anziani ultra ottantenni emozionati e già in fila prima dell'appuntamento fissato dai medici della medicina di gruppo di Cavarzano, che d'intesa con l'ULSS da ieri ha iniziato le vaccinazioni ai propri pazienti. Avevamo molte preoccupazioni perché abbiamo organizzato tutto in tempi molto rapidi su richiesta dell'ULSS. E devo dire la verità che siamo stati bravissimi. Quante persone avete vaccinato ieri e quante ce ne sono in programma oggi? Allora, ieri abbiamo vaccinato 250 persone, oggi ne vacciniamo 156 perché è il numero massimo di vaccini che ci sono stati concessi per oggi. Un lavoro certosino, la disponibilità della sala parrocchiale, la professionalità di tutto il personale della medicina di gruppo per 2 giornate impegnative ma di grande soddisfazione. Per gli anziani, la fascia maggiormente colpita dal Covid-19, uno spiraglio. Come le ha cambiato la vita? Ha cambiato molto, sai. Ma cambiato anche nel modo di pensare. Anche oggi al fianco dei medici il personale volontario della Croce Rossa che in questi mesi hanno rivoluzionato il loro impegno. Abbiamo aumentato il livello di impegno con l'ULSS e con l'ospedale, perché abbiamo poi delle iniziative che partono proprio dalla Croce Rossa, come portare i farmaci in casa delle persone che non possono muoversi, la spesa per le persone anziane o persone che hanno il Covid e che devono rimanere in casa. Quanto è importante vaccinarsi in questo preciso momento? Diciamo che è fondamentale l'inizio dell'uscita dal tunnel finalmente, quindi è una cosa veramente importante da fare, tutti dovrebbero accedere. Tra gli anziani anche il signor Vittorio, che si è avvicinato a noi per esprimere il suo personale pensiero. Io ho 84 anni, avrei iniziato i vaccini con i giovani perché sono l'avvenire. Genartis, startup e spin-off dell'Università di Verona, che realizza servizi di genomica per la ricerca e per la persona, ha messo a punto il primo test genetico in grado di rilevare la presenza di varianti associate alla forma grave di Covid-19. Oltre ai fattori di rischio già individuati, ovvero età, patologie pregresse, sesso maschile, la possibilità di contrarre una forma grave di Covid-19 infatti è determinata dai nostri geni. Lo studio dell'Università Scaligera, grazie al team guidato da Massimo Delle Donne, professore ordinario di genetica e uno dei più grandi esperti di tecnologie genomiche in Italia, conferma che circa il 14% degli italiani possiede il DNA di Neanderthal, associato alla forma più grave di Covid-19, e attraverso Genartis ha realizzato il Gen Test Covid-19 Risk, che permette di individuare i soggetti che hanno ereditato quelle basi nucleotidiche. Si tratta di un fattore di rischio, spiega Delle Donne, ereditato oltre 50.000 anni fa da uomini primitivi presenti soprattutto nell'Europa meridionale. Ciò non significa che chiunque abbia questa regione di DNA si ammalerà, ma se si ammalerà avrà un'alta probabilità di sviluppare un Covid-19 grave. E poi le conseguenze sull'economia della pandemia. Giovedì e venerdì manifestazione di bar e ristoranti organizzata da Veneto Imprese Unite. Prima un presidio davanti la prefettura, poi un flash mob nei locali. 14 e 15 gennaio, giorni nei quali verranno definite le misure anti-Covid da inserire nel nuovo DPCM, date scelte dall'Associazione Veneto Imprese Unite per 2 manifestazioni che prendono vita dopo una lettera inviata a tutte le prefetture del Veneto chiedendo spiegazioni sui provvedimenti che riguardano la fascia gialla, in particolare la possibilità per i pubblici esercizi di tenere aperto, ma solo a pranzo. Se è sicuro stare aperti a pranzo, perché non è sicuro stare aperti a cena, e quindi chiediamo l'evidenza scientifica al governo. E inoltre abbiamo anche ovviamente chiesto degli indennizi che vadano a coprire il calo di fatturato del 2020. Si inizia giovedì con un presidio sotto le prefetture di Treviso, Padova, Vicenza e Belluno. L'indomani invece nel capoluogo della Marca flash mob che simulerà un'apertura dimostrativa dei locali. Venerdì sera i locali saranno con le luci accese, con la musica accesa, al suo interno però faremo avere solamente il nostro staff, perché non vogliamo andare contro la salute pubblica, non vogliamo mettere a rischio nessuno, quindi non andremo ad aprire al pubblico. Facciamo vedere quanto i locali aperti alla sera siano comunque importanti anche per la collettività, perché danno sicurezza. Dal sindaco Mario Conte arriva però agli organizzatori un appello. Pur capendole, l'invito che faccio è quello di rispettare le regole. Da Penso Aiello la rassicurazione. La nostra associazione ha a cuore la salvaguardia della salute, che ci ha sempre accompagnati, spiega, nelle manifestazioni organizzate in questi mesi. Non sarà proprio adesso che andremo a rovinare la nostra immagine con azioni sconsiderate come alcune di quelle che si leggono sui social e che completamente non c'entrano con noi.
Dunque una manifestazione che sta prendendo piede a livello nazionale, questa protesta pacifica dei ristoratori che vogliono appunto aprire simbolicamente accendendo le luci dei loro locali contro le misure del DPCM. A Padova però ci sono delle voci fuori dal coro. Aprire il 15 è una presa in giro per tutto il mio settore, perché non ci mette altro agli occhi della gente come delle persone che non vogliono rispettare le regole, e noi invece questo, per la professione che eseguo, le rispettiamo dalla mattina alle 8 alla sera alle 2 di notte. Federico Contin, storico animatore della Movida padovana con l'evento dei Navigli, il re dello spritz e gestore di locali cittadini, è la voce fuori dal coro. Non è d'accordo con l'iniziativa nazionale Il 15 Io Apro, una forma di protesta ideata da ristoratori e baristi per sfidare le restrizioni del DPCM. Si tratta di un'apertura simbolica, le luci accese in un giorno in cui sarebbe vietato ricevere i clienti nei locali. Per Contin questa protesta pacifica non è assolutamente la soluzione per aiutare le attività della ristorazione profondamente segnate dalla pandemia. E noi vogliamo spiegare al governo e al comune, alla provincia, alla regione che bar e ristoranti sono i luoghi più sicuri in assoluto dove poter mangiare e bere. Invece si è spostato il problema e si è amplificato del Covid nelle case dove invece non c'è nessun controllo. È per questo che ci sono gli aumenti. Bisognava invece e bisogna immediatamente affrontare una questione di accettare a un estremo male un estremo rimedio, la guardia sanitaria in tutti i locali, dove con una spesa che però bisogna affrontare pur di aprire, una persona addetta solo a garantire la sicurezza dei clienti. Perché rischiare multe quando la sicurezza dei locali può essere certificata in maniera corretta? La controproposta di Contin, che proprio in questi giorni ha fondato La Rete, una nuova associazione per riunire i gestori di bar e locali, è quella di partecipare ai tavoli con le autorità. Che io devo aprire sempre, non un giorno con le vetrine, le luci accese e far vedere che esisto. Si sa che esistiamo, i nostri clienti venivano tutti i giorni a mangiare da noi. Quindi io devo andare a un tavolo, non io, il mio settore, i nostri rappresentanti, e dire: guardate, apriamo perché seguono questo protocollo di sicurezza e quindi dovete lasciarci aprire. Non serve a nulla aprire così un giorno, il giorno dopo arrivano le multe, arrivano i vigili, metti a rischio la tua licenza, metti a rischio la tua attività e metti anche in cattiva luce il nostro settore e il nostro lavoro nei confronti della gente. E adesso parliamo di autonomia con una nota della senatrice leghista Erika Stefani. In Commissione Affari Regionali, spiega l'ex ministro per gli affari regionali e le autonomie, assistiamo all'ennesima richiesta di proroga dei tempi sull'autonomia. Inutili le nostre denunce. Dei disegni di legge non vi è nemmeno traccia. L'autonomia differenziata non deve essere accantonata, messa in soffitta come in realtà vuole fare questo governo. Non abbiamo votato contro nella speranza che la partita non sia finita e che questa sia l'ultima proroga. È ora che il governo su questo tema vada al vedo e dica la verità. L'autonomia si vuole fare o no, conclude la nota di Erika Stefani. Più di 20 persone hanno sfidato le limitazioni per contenere la diffusione del virus sedendosi fianco a fianco ai tavoli verdi per giocare a poker. Sono stati tutti multati. Giocavano come se la pandemia non ci fosse e i divieti di assembramenti non esistessero. Sabato pomeriggio la polizia di Padova ha infatti scovato 21 persone tra i 25 e i 50 anni seduti ai tavoli verdi di un circolo di 2 Carrare intenti a giocare a poker. I soci del circolo erano stati invitati tramite i social network. Tutti gli avventori sono stati identificati e sottoposti a controllo. 14 di loro avevano precedenti di polizia. All'interno del locale era stato allestito anche un bar. L'attività del circolo è stata immediatamente sospesa ed è stata imposta una chiusura per 5 giorni. La partita a carte è costata molto cara, 800 euro di multa a tutti i presenti infatti. 2 i verbali, uno per lo spostamento dal proprio domicilio senza i presupposti di necessità e l'altro per la mancanza osservanza del giusto distanziamento sociale. Blitz della Guardia di Finanza di Padova in alcune attività commerciali della zona industriale, sequestrato materiale per contenere il cibo da asporto non a norma.
Oltre 1.200.000 contenitori per alimenti da asporto o microondi, privi dei necessari requisiti e destinati ad esercizi commerciali di Padova, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Ciotole di plastica e bacchette prive dei test necessari per l'attestazione di conformità europea. Questo permetteva all'imprenditore che le vendeva, un cittadino cinese, di risparmiare sui costi e quindi di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato, praticando in pratica concorrenza sleale. 2 milioni di euro il valore stimato del sequestro. Tutti prodotti molto richiesti in questo periodo di limitazioni perché rivolti a ristoranti per asporto o usati nelle consegne a domicilio. Il titolare dell'azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di frode contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio e commercio di prodotti pericolosi. Un uomo di 34 anni, nato a Vicenza e con cittadinanza americana, è stato fermato dalla polizia stradale di Firenze e di Bologna mentre percorreva contromano l'autostrada A1 all'altezza di Calenzano. L'episodio è avvenuto intorno alle 13. Quando gli agenti gli hanno intimato l'ALT, ha tentato di fuggire al controllo ingranando la retromarcia. Una pattuglia della Polstrada lo ha inseguito e bloccato dopo pochi metri, speronando la sua auto. Gli agenti poi si sono avvicinati e hanno esploso alcuni colpi di pistola verso gli pneumatici della vettura, verosimilmente per impedire una nuova fuga. Nessuna persona è rimasta ferita. Nell'auto sono stati trovati anche un'ascia, un coltello, una falce e un'attrezzatura da campeggio. Secondo quanto spiegato dalla polizia, la posizione del 34enne è ora al vaglio degli agenti. Conta su di me, questo lo slogan scelto dall'ULSS 4 per lanciare un messaggio forte e chiaro a tutte le generazioni, quello di non abbassare la guardia sul virus e tenere la mascherina ancora per qualche mese. Chiediamo ai giovani, perché loro hanno la forza, di portare nelle case, tra la gente e soprattutto nei luoghi di aggregazione questo messaggio. Usiamo la mascherina ancora per qualche mese fino a quando finalmente non ci libereremo del virus. Punta ai giovani per raggiungere tutte le generazioni la campagna di comunicazione avviata dall'ULSS 4 del Veneto orientale per non abbassare la guardia sul virus. Conta su di me lo slogan scelto che presto campeggerà su cartelloni stradali e siti web come testimonial sportivi e influencer, ma anche tanti giovani del territorio, tra questi Alice, studentessa universitaria sandonatese di 23 anni. Vale la pena metterci la faccia, far vedere semplicemente gli occhi, ma quello che gli occhi dictano tanto. Occhi che guardano al futuro ma concentrati sull'emergenza del presente con una precisazione, ovvero l'irresponsabilità non riguarda solo i giovani e la movida, anzi. I contagi sono avvenuti anche e soprattutto tra le persone di una certa età, ma che non l'hanno preso dai giovani, ma che l'hanno preso trovandosi a giocare a carte ed essendo impedito questo fatto nei bar lo hanno fatto per le case. Speriamo che anche con questa campagna si riesca proprio a portare questa responsabilità, perché è fondamentale per affrontare questo periodo. Da qui la necessità di un patto tra generazioni, come sottolinea la padovana Francesca Toffanin, Miss Italia Veneto 2020, in tasca un diploma di tecnico sociosanitario. Sia i giovani come anche gli adulti, come anche gli anziani, perché noi tutte siamo persone fragili e ci possiamo identificare dentro questa parola, quindi non punto il dito verso nessuno, dico che tutti quanti dobbiamo avere un dovere verso il prossimo. Lutto in Basilica del Santo. È morto questa mattina all'ospedale Sant'Antonio padre Giuliano Abram, 78 anni, frate della comunità religiosa del convento di Padova. La data del funerale, che sarà celebrato in Basilica del Santo, non è ancora fissata. Padre Giuliano è stato appassionato conoscitore delle bellezze artistiche del santo. Fu lui a ideare le visite alle cupole accompagnando i devoti e anche noi giornalisti che con lui nel 2019 abbiamo visitato e raccontato uno dei posti più suggestivi della Basilica. Con padre Giuliano se ne va un uomo e sacerdote che ha fatto della passione per il Vangelo la sua ragione di vita, ha detto il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera. Un gravissimo lutto ha colpito il gruppo Media Nord-Est, in particolare la redazione di Rete Veneta. Se n'è andato questa mattina uno storico tecnico e operatore, Fabrizio Mingotto, ci ha lasciato a soli 53 anni.
Fabrizio Mingotto, tecnico e operatore, da una ventina d'anni lavorava nella sede di Bassano di Rete Veneta. Se n'è andato a soli 53 anni, lasciando chiunque lo abbia conosciuto nel profondo dolore. Perché Fabrizio, il nostro Bicio, il nostro Fabriz, era una di quelle persone che non passano inosservate per la forza, per l'energia, per l'umiltà, la passione, la sorpresa e l'amore che metteva nelle cose che faceva. Tutti noi ricordiamo il suo sorriso, ma soprattutto la sua risata contagiosa che lasciava una scia di gioiosità mentre si allontanava. Amante della musica, che lo ha accompagnato sino all'ultimo e da cui lui stesso ha tratto forza ed energia per non arrendersi. Amante della corsa, della montagna, protagonista di numerosi trail che poi ci raccontava pieno d'orgoglio. Per lui una sfida continua, un continuo mettersi alla prova, testare le sue capacità e andare oltre. Tutti noi lo ricordiamo quando, dopo le riprese per i vari servizi TG, in pausa pranzo si cambiava, infilava la sua tutina e via, in missioni per noi profane inimmaginabili, ma per lui erano sciocchezze, chilometri macinati sulle colline del Bassanese immanciate di minuti che gli regalavano una gioia, una soddisfazione che poi faceva percepire a chi gli stava innanzi. Una parola sempre pronta per tutti, un sorriso vero sempre pronto per tutti, un amore grande per la moglie Emanuela e per il figlio Enrico, la capacità di fare spallucce alle stranezze e alle avversità della vita, l'attenzione a non ferire mai il prossimo. Hai lottato sino all'ultimo istante, hai amato la vita sino all'ultimo istante. Il sole ti accoglie, caro Fabrizio, mentre raggiungi di corsa la vetta più alta, accompagnato dalla tua musica. Ciao guerriero, noi non ti dimentichiamo. Ciao Fabrizio, un abbraccio naturalmente alla sua famiglia. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta con Ring, ospiti Ettore Rosato, vicepresidente della Camera di Italia Viva, e poi Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto, l'onorevole Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia e Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto. Siamo davvero in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Benvenuti al meteo. Si mantiene buono il tempo al nord-est grazie all'alta pressione che si fa sempre più presente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 gennaio. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, a parte moderati addensamenti soprattutto sulle zone montane, e qui potranno anche verificarsi qualche lievi spruzzate di neve sulle prealpi ma anche sulle Dolomiti meridionali. Temperature minime molto fredde, ampiamente sotto lo zero ovunque, massime invece tra i 5 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 2 gradi, massime invece sui 5-7 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo infatti sarà decisamente stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime di qualche grado sotto lo zero, massime invece sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.